Erano in tanti a dare l'ultimo saluto ad Andrea Zanella nella chiesa di Santa Sofia a Padova. Il commerciante, lo ricordiamo, era in vacanza in Toscana e in un gesto istintivo di generosità si è gettato in acqua per salvare due persone, padre e figlio, in difficoltà. Purtroppo in passato il suo cuore aveva avuto qualche problema e così, tornato a riva, si è accasciato senza più riprendersi. Un gesto definito eroico da colleghi e istituzioni cittadine, ma la famiglia ha chiesto al parroco di non insistere su quel momento drammatico durante l'omelia. Vi aspetterete che io parli anche delle circostanze in cui ci ha lasciato questo nostro fratello. Ma la famiglia mi ha chiesto di non toccare questo tasto. Mi hanno detto: lasciamo stare, noi vogliamo ricordarlo per come è stato lui. In prima fila l'assessore Bressa con la fascia tricolore in rappresentanza del comune e poi tanti colleghi, autorità, amici e semplici cittadini colpiti dal gesto. Ma Zanella, come tutti gli uomini e le donne, ha ricordato il parroco, non sono solo quello che hanno fatto in un momento della loro vita, in uno slancio di generosità, ma si presentano a Dio con tutta la loro esistenza. Un uomo è quello che ha fatto durante tutta la sua vita. È tutta la sua vita quella che viene presentata davanti a Dio. Così quando la famiglia mi ha chiesto: vogliamo ricordarlo com'era, io ho chiesto ad Adriana, la moglie, e com'era? E com'era? Era buono, era generoso, testardo, era una persona che era attaccatissima alla famiglia. La famiglia, per ricordare il commerciante di via Zabarella, sta raccogliendo offerte per un'associazione che si occupa di bambini malati terminali, mentre l'ACC, l'Associazione Commercianti del Centro, ha proposto una targa commemorativa e l'Associazione Orizzonti ha chiesto alla Prefettura di assegnare a Zanella la medaglia d'oro al valor civile.